Alcantara. Alcantara è una finitura acrilica, una resina con dei minerali. Si applica o una mano o in due mani. Io preferisco due mani. Il mio consiglio è di usare una spatola flessibile. È l'ideale per questo materiale qua. Si possono usare tutte le spatole che vogliamo, dall'acciaio alla plastica, non c'è problema, però questa qua dà un tocco di lavorazione perfetta. Quindi prepariamo sempre le nostre pareti con il nostro primer e dopodiché siamo pronti ad applicare la prima mano. Alcantara si presenta in 4 basi, cioè il perla, che è quello che riusciamo a fare tutti i colori, poi abbiamo il rame, il bronzo e l'oro. Anche da l'oro riusciamo a fare tanti colori. In questo caso qua noi adesso abbiamo come riferimento questa cartella che è del tinto smart, andremo a fare questo azzurro. Alcantara ha un consumo medio di 1 kg al metro quadro in 2 mani, quindi si applica come un marmorino, cioè dà l'idea di un marmorino iperlescente. Dopo che abbiamo applicato una mezza parete, possiamo anche ripassare un po' su per togliere qualche cresta. Quindi andiamo a pulire bene la spatola e lo possiamo già un po' disegnare. Quindi, come vi dicevo, se volete lo potete già lasciare in una mano. Il risultato è un po' materico, invece 2 mani viene proprio un effetto Alcantara. Se non siamo soddisfatti della prima mano di Alcantara, perché al tatto è un po' ruvidino, però vi assicuro che è veramente bellissimo, possiamo andare su a dare una seconda mano. Quindi con la seconda mano cosa succede? Andiamo a chiudere tutti i pori che ci sono della prima mano e poi man mano, sempre con la nostra spatola Lutz Flex che è flessibile, andiamo a chiudere e a compattarlo. Un materiale veramente semplicissimo da applicare, molto bello, molto elegante. Una volta che abbiamo fatto
5-6 metri quadri della nostra parete, man mano possiamo andarlo a disegnare un po', a creare la nostra texture. Quindi lasciando così faremo con la spatola dei chiari e scuri. Proprio l'effetto dell'Alcantara, no? Man mano lo compattiamo e si vanno a creare questi effetti chiari e scuri. Cerchiamo di tenere sempre la spatola ben pulita. La nostra parete di Alcantara è terminata.